È assodato come ormai Maurizio Sarri sia il promesso sposo della Juventus. Perciò a Londra, sulla panchina dello Stamford Bridge, è iniziato il toto allenatore. La dirigenza londinese sembrava molto intenzionata a proporre come nuovo tecnico la sua vecchia bandiera, Frank Lampard, ma negli ultimi giorni la sua candidatura sarebbe scemata, complice la poca esperienza ora come ora da allenatore che potrebbe metterlo in difficoltà. Chi invece ha espresso un secco no è stato Massimiliano Allegri, che dopo le annate trionfali alla Juventus è stato contattato dalla società londinese, ma si sarebbe espresso in maniera molto titubante visto le possibili vicende che potrebbero coinvolgere il club, soprattutto in chiave mercato. Le altre opzioni per il Chelsea sono Erik ten Hag dell'Ajax, profilo più affascinante e seducente, Nuno Espirito Santo del Wolverhampton, Javi Garcia del Watford e Steve Holland, attuale assistente di Gareth Southgate, sulla panchina dell'Inghilterra. Salta definitivamente la possibile cessione della Sampdoria alla cordata guidata da Gianluca Vialli. La notizia arriva da una nota stampa che recita: Calcio Invest LLC, la cordata di investitori internazionali guidata dai finanzieri Jamie Dinan, fondatore del fondo di investimento York Capital Management, Alex Kanster, fondatore del fondo Pamplona Capital Management, e dall'ex giocatore ed imprenditore Gianluca Vialli, comunica di aver ritirato la propria offerta per l'acquisizione del 100% del club sportivo UC Sampdoria. Le trattative con Ferrero andavano avanti da mesi, ma la differenza tra domanda e offerta non è mai stata colmata. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti illustra i punti del decreto sicurezza bis riguardanti la violenza negli stadi. Molto rapidamente c'è un ampliamento della fattispecie del DASPO, lo estendiamo anche per episodi accaduti all'estero e per reciprocità, lo allarghiamo e opportunamente non si parla semplicemente di violenza tra virgolette negli stadi, ma in occasione di manifestazioni sportive, quindi evidentemente queste misure potranno essere attuate anche con riferimento ai territori circostanti o laddove si ritenesse necessario disporre questi divieti. Si estende questa fattispecie anche con riferimento agli episodi purtroppo numerosi condotti nei confronti degli arbitri. Quindi l'avevamo promesso in una conferenza stampa io e il Ministro dell'Interno, quindi queste misure si estendono anche a queste situazioni. Cambio in panchina per l'Olimpia Milano. La squadra ha infatti comunicato che Ettore Messina diventa a tutti gli effetti il nuovo responsabile dell'area tecnica e capo allenatore della prima squadra per i prossimi 3 anni. Nato il 30 settembre del 1959 a Catania, Messina proviene dai San Antonio Spurs, dove è stato assistente di coach Greg Popovich nelle ultime 5 stagioni. Inoltre in carriera ha allenato la Virtus Bologna, la Benetton Treviso, il CSKA Mosca e il Real Madrid, oltre ovviamente alla nazionale.